Porto Margaret, nella zona industriale Ausa Corno, da oggi più sicuro, veloce e accessibile per l'interscambio tra gomma e rotaia per il carico e scarico delle merci in arrivo e partenza via mare. 3 milioni di euro interamente finanziati dalla Direzione Centrale Infrastrutture Regionale, suddivisi in tre lotti per migliorare la sicurezza, l'efficienza logistica e i servizi portuali. Le aziende insediate che hanno tutti questi mezzi in entrata e in uscita devono poter avere la garanzia che le cose vengano fatte come erano state richieste. Abbiamo dovuto far aspettare un po' di anni, ma adesso finalmente c'è e non ci fermeremo qua e speriamo quindi di rinaugurare nei prossimi anni altre altrettante cose più importanti. La nuova rotatoria con la strada regionale UD80 con un raggio esterno di 24 metri che migliora l'accesso con il porto, i passaggi a livello principali senza barriere ma dotati di impianti sonori e visibili e un'area di sosta per i mezzi pesanti di 23.000 metri quadrati. Infine il terzo lotto nell'area doganale con il rifacimento dell'accesso e la realizzazione di nuove garite in muratura, in attesa del via libera alla realizzazione del secondo raccordo ferroviario che permetterà di dismettere l'attuale in uso nella parte finale tra Nogaro e la stazione di San Giorgio, che taglia in due la frazione e la borgata sud del capoluogo comunale. Un luogo dove è importante fornire dei servizi, in questo caso all'autotrasporto e all'ingresso in porto. Una rotonda che smista tutti questi flussi di traffico, due aree di parcheggio che sono a servizio di chi anche qui passa magari il fine settimana in attesa della ripresa della possibilità di transitare in autostrada, ma allo stesso tempo con i servizi necessari ovviamente per poter attendere anche solo la fase doganale. Con questa operazione vale 3 milioni di euro finanziati dalla Regione.